Verdi o dipinte dai caldi colori autunnali, la montagna veneta conferma il suo splendore in ogni stagione, ma tutti ormai la vorrebbero decisamente più bianca, ricoperta di quella neve che ancora non è venuta, tanto che gli operatori turistici del settore stanno seriamente pensando di rimandare almeno di una settimana l'apertura ufficiale della stagione sciistica. E anche i meteorologi non possono far altro che confermare quello di cui già tutti ci eravamo accorti: troppo caldo per la neve. Possiamo dire che veniamo da un periodo anormalmente caldo per quanto riguarda la fine di novembre, dopodiché c'è stata l'ultima perturbazione che ha provato anche a provocare un po' di neve in montagna, è la prima delle serie. Sarà da vedere nei prossimi giorni, a partire da venerdì, cosa succederà. Nella speranza di un ponte dell'Immacolata all'insegna della Coltre Bianca, ieri qualche fiocco è sceso in altopiano nel Vicentino, spruzzando qualche cima, ma lasciando a bocca asciutta le stazioni sciistiche, anche quelle in alta quota. Dal comprensorio del Verena, anzi, informano che se entro domenica non nevicherà abbondantemente, difficilmente gli impianti saranno riaperti per l'8 dicembre, prove generali dell'inverno che verrà. Situazione analoga nei centri di fondo, dove le alte temperature hanno già sciolto parte delle piste. Inutile però, oltre che inesatto, affidarsi a vane promesse di previsioni a lungo termine. È pressoché impossibile dirlo perché dovremmo andare oltre quella settimana o quei 3 giorni di previsione che usiamo normalmente. Agli irriducibili della neve non rimane che incrociare le dita.